Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda l'informazione su Friuli TV, dunque gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Torniamo sul fatto di Codroipo, una donna, riepilogando un po' quello che è successo. Praticamente una donna, Elisabetta Molaro, 40 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito Paolo Castellani, di 44, durante la notte. L'uomo è stato fermato alcune ore dopo nelle campagne del Medio Friuli dai carabinieri. Il coltello utilizzato per l'omicidio è stato trovato nei pressi di un corso d'acqua. Nell'abitazione dove è venuto il femminicidio, al momento dell'omicidio c'erano anche le figlie della coppia, 2 bimbe di 8 e 5 anni, che stavano dormendo e che intanto sono state affidate ai nonni. Sul posto è giunto il sostituto procuratore di Udine, Claudia Finocchiaro, che sta coordinando le indagini affidate ai carabinieri. E restiamo in tema di cronaca nera, ma ci spostiamo in montagna. Il corpo di un uomo di 72 anni di Tolmezzo è stato trovato nella notte a Verzegnis dai tecnici della stazione del soccorso alpino di Forni e Voltri, che erano sulle sue tracce, allertati per il mancato rientro da una breve escursione. A dare l'allarme sono stati i familiari. L'anziano era uscito di casa alle 18 e non vi era più ritornato. Assieme ai soccorritori del soccorso alpino sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la guardia di finanza, l'unità cinofila da Udine, l'ambulanza e l'eli soccorso notturno. L'uomo era diretto alla fonte di Aghe Paradis, dove era solito recarsi per fare scorta di acqua. Infatti nel bagagliaio dell'auto sono state ritrovate alcune bottiglie vuote. Il corpo è stato avvistato intorno alle 2 nei pressi del ciglio di un salto di roccia da cui è precipitato. Il recupero della salma è stato complesso e laborioso attraverso l'utilizzo di corde per raggiungere il greto del tagliamento. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli, Venezia, Giulia per quanto riguarda la giornata odierna. 4.623 test e tamponi sono stati riscontrati, 763 positività. Nel dettaglio 2.825 tamponi molecolari, 335 nuovi contagi, 1.798 invece i test rapidi antigenici, 428 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 93. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registra il decesso di una persona. E mentre stiamo andando in onda c'è appena giunta questa telefoto perché un incendio è scoppiato all'esterno di un'abitazione a Bicinicco, dunque siamo vicino a Palmanova, un'abitazione, una struttura in legno, così ci è stato riferito. Sul posto stanno arrivando in questi istanti le squadre dei vigili del fuoco per operare per quanto riguarda lo spegnimento dell'incendio. Al momento non abbiamo notizie se all'interno di questa abitazione, come detto, questa struttura in legno, ci fossero persone che chiaramente potrebbero essere rimaste coinvolte, ma al momento non abbiamo notizie ulteriori. Dettagli chiaramente anche su questa notizia nel corso del pomeriggio attraverso gli aggiornamenti della nostra testata giornalistica. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.